Nella terza edizione della Settimana Europea dell'Energia Sostenibile, organizzata dall'Associazione Nord-Est-Sud-Ovest, tante le iniziative in programma. Il Veneto importa il 70% del proprio fabbisogno di energia. Il dato è dell'Associazione Nord-Est-Sud-Ovest, che organizza la Settimana Europea dell'Energia Sostenibile, ciclo di convegni e attività culturali finalizzato a sensibilizzare i cittadini sull'importanza delle fonti rinnovabili. Inevitabile pensare quindi ad uno sviluppo. Su Porto Marghera, area industriale in crisi, resta sempre aperta l'ipotesi di una riconversione a produzione di energia sostenibile. Noi stiamo partecipando, coordinando il tavolo che c'è con il governo nazionale sulla riqualificazione di Marghera, dai progetti innovativi l'idrogeno anche al continuo miglioramento energetico e tecnico, tecnologico per ridurre al massimo quello che è l'impatto ambientale, mantenendo evidentemente le produzioni di energia. Altro punto chiave in Veneto è la centrale di Porto Tolle, nel Rodigino, sulla quale vi è l'ipotesi di una riconversione a carbone. Si tratta di un piano generale di riconversione di centrali che va completato e lì c'è un problema anche di risorse, ma sicuramente entra a far parte di un piano che con la Regione bisogna concordare per il rilancio economico dell'intero territorio veneto. Obiettivo della settimana europea è, in ogni caso, creare una coscienza contro gli sprechi. Si vuole mettere in evidenza che c'è un grande giacimento inutilizzato che è quello del risparmio energetico e che bisogna puntare sulle fonti rinnovabili per rendere compatibile la produzione di energia con l'ambiente in cui viviamo. Andiamo a Padova con la questione della manutenzione delle aree del Piovego e il processo in seguito a lavori di bonifica eseguiti a carico di Elio Franzini.